Rapidissimamente Golden, Monevi, Lupin, Tatanedda, Lord e Waka Waka a disputare questa finale cavalli puro sangue per questa riunione di corse piane che reinaugura la tradizione delle corse piane a Silanus in occasione dei festeggiamenti di San Lorenzo, e ci pare che forse ci siamo. I 6 cavalli stanno andando tutti al passo a raggiungere rapidamente la zona della partenza, il canapo è già atteso. Ricordo 3 giri di pista in finale, mano alle telecamere e alle macchine fotografiche per quanto riguarda l'arrivo. Col numero 11 Golden, montato da Tonino Soggia, col numero 10 Monevi, montato da Ireneo Cabiddu, col numero 9 Lupin, montato da Gigi Coco, col numero 5 Tattanedda, montato da Giovanni Soggia, col numero 4 Lord, montato da Marcello Pinna, col numero 2 Waka Waka, la femmina baia della scuderia PMC di Gavoi per la frusta di Giuseppe Piccinnu. Partiti, la corsa è partita. Partenza perfetta anche per questa finale, cavalli che si studiano nella prima parte, 3 cavalli appaiati subito, Tonino Soggia, Giuseppe Piccinnu e Marcello Pinna, cavalli che attaccano la curva in salita e si mettono nella prima addirittura, sempre tutti in un fazzoletto di terreno, andatura molto sostenuta, ricordo 3 giri stavolta, c'è Waka Waka che è andata a rilevare Lord, a condurre, si presenta adesso Waka Waka alla dirittura, sempre conduce Waka Waka la baia della scuderia PMC di Gavoi, in un lotto invece tutti gli altri ancora appaiati, c'è al secondo posto col numero 9 Lupin, Waka Waka davanti a Lupin, mentre la terza posizione adesso è tenuta da Golden con Tonino Soggia, posizioni che non mutano, sempre Waka Waka a condurre con Giuseppe Piccinnu, tallonata da Lupin che ha Gigi Coco alle redini, e c'è Tonino Soggia sempre che tiene Golden in terza posizione. C'è un attacco per linee esterne per adesso la quarta posizione, cavalli che vanno a presentarsi in dirittura, cavalli che si aprono, Tonino Soggia che porta in testa, cavalli adesso si fa sul serio veramente, sempre Golden con Tonino Soggia a condurre, c'è l'attacco per linee esterne, ci sembra di Monevi con Ireneo Cabiddu, attendiamo adesso attendiamo la conclusione della corsa, sempre Golden con Tonino Soggia, Golden molto bene in mano a Tonino che cerca di dosarne le forze per portarlo in testa in dirittura, sempre Golden a condurre, mentre ci pare che a questo punto la lotta sia riservata ai primi 3 cavalli che si stanno presentando qui, e Golden con Tonino Soggia chiamato violentemente ad uno sforzo che regola nella volata finale, Monevi ci sembra con Ireneo Cabiddu e Lupin con perfetto, conferma dell'ordine d'arrivo 11, 10, 9, 4, è esattamente quello che abbiamo visto tutti, quindi Golden, corsa bellissima da parte di Golden, ma dobbiamo dire, consentitemi di dirlo, applausi a Tonino Soggia che ha veramente saputo dosare le forze del suo cavallo, Golden il cavallo della scuderia Puseddu di Carbonia, un applauso particolare a Tonino Soggia che ha sempre saputo dosare le forze del suo cavallo, e ripeto non era facile perché il lotto dei partenti era veramente agguerrito, è stata una corsa veramente, la prima parte tattica, ma nella parte finale non c'era più da fare tattica e i fantini non si sono veramente risparmiati. Grazie ancora a tutti quanti, grazie dal Comitato San Lorenzo